partecipazione di Fedagripesca FVG, Federazione delle Cooperative Agricole aderenti a Confcooperative. Dopo quasi 4 anni di attesa, l'Unione Europea ha infatti pubblicato sulla sua gazzetta ufficiale il disciplinare della DOC Friuli. La DOC Friuli è una denominazione nata nel 2016 e che, in pochi anni, è diventata la più importante del Friuli Venezia Giulia, se si escludono quelle del Prosecco e del Pinot Grigio, condivise però con il vicino Veneto. Nel 2019 sono stati rivendicati dai produttori 3.440 ettari con questa nuova denominazione, con una produzione arrivata a 240.000 ettolitri in crescita del 31% rispetto all'anno precedente. Trascorsi 60 giorni, se non ci saranno osservazioni che non si intravedono all'orizzonte, commenta Venanzio Francescutti, presidente di Fedagripesca Friuli Venezia Giulia, il disciplinare entrerà pienamente in vigore. Il raggiungimento di questo traguardo ancora una volta testimonia quanto sia importante per i vignaioli regionali lavorare in maniera coordinata.